in questo passaggio vorrei chiedere anche il punto di vista dell'autore, perché è inutile negare che bisogna fare anche un'analisi che coinvolga anche l'aspetto politico, la condizione del mercato e del turismo, che è la vera novità che ha cambiato, che ha contribuito, sta contribuendo a cambiare la cultura di quella comunità che si trova oggi fra due mondi, forse più di prima. Prima era legata, come diceva Natalino, anche a un sogno di gioventù. Oggi a Cuba, ne abbiamo anche parlato, ci sono sogni diversi, quelli delle persone più anziane che hanno conosciuto un mondo e quelli dei giovani che hanno ambizioni diverse dai loro genitori. Ma io quando sono stato a Cuba ho guardato Cuba attraverso il mirino della macchina fotografica, però il sogno che io dovevo verificare era il mio sogno, cioè sono andato a vedere lì assieme ai miei compagni di viaggio, mia moglie e un'altra coppia di amici, a che punto era questa cosa di questa rivoluzione un po' pasticciata, comunista, cioè comunista, non socialista, comunista, castrista. Io ero furioso, cioè ero incazzato quando ho visto Cuba, perché allora Cuba ha 11 milioni di abitanti, La Habana ha 2 milioni di abitanti, è un popolo che è stato sempre dipendente, alla ricerca della dipendenza. Prima gli spagnoli, poi gli americani, poi i russi. Hanno patito la fame quando è crollata l'Unione Sovietica per 10 anni, poi si sono ripresi. Adesso sono dipendenti dalla Cina e hanno stretti rapporti con la Corea del Nord, cioè fare tutto ciò che può essere contrario agli Stati Uniti d'America, che lo capisco, ma insomma fino a un certo punto, e hanno un rapporto di dipendenza per quanto riguarda l'energia dal Venezuela, ed era molto forte questo rapporto, che adesso sono in grande difficoltà. Il PIL, il prodotto interno lordo del 2016, rispetto alle attese che era del 6%, l'hanno stimato come consuntivo intorno all'1,6% a seguito della crisi venezuelana e quindi dei problemi energetici che hanno nella fornitura di petrolio. Però è un paese che non ha la libertà, è un paese che non ha conflitti, molto sicuro per i turisti, non ha conflitti di corpi sociali, perché appunto non c'è la democrazia. È un paese che dal punto di vista ha due monete, una per gli stranieri che è forzatamente equivalente al dollaro e una invece per i cubani che è un 25esimo del dollaro, per cui gli stranieri non possono andare nei negozi cubani, però i cubani c'è ancora la libretta, ma non come la intendiamo noi, sul libretto, ma è una misura di fornitura gratuita di beni essenziali che gli può durare una settimana, uova soprattutto, uova, latte. Però è un paese che dal punto di vista economico, così dalle stime che ho visto, anche se è molto difficile dare una tendibilità avendo questa doppia moneta, loro hanno 140 miliardi di dollari di PIL con un reddito pro capite che non è molto lontano da quello della Sardegna, 11.000 dollari pro capite. Sardegna ha sui 18.000 euro pro capite, insomma, quindi no, la distanza non è così elevata, no? Però quei 140 miliardi di dollari
il 42% proviene dal turismo. Il turismo, chi lavora per i turisti è la parte ricca di Cuba, chi affitta le case, chi fa i trasporti, chi fa ristorazione, che ricevono la valuta pregiata. Tutti gli altri invece, per darvi un esempio, un primario chirurgo prende $40, 40 cook al mese come retribuzione. Uno che affitta una camera per una notte in queste case particolari che sono dello Stato ma sono dei bed and breakfast, paga $40 in una notte. Quindi i trasporti sono carissimi e inefficienti, le strutture dirette sono inefficienti, sono abbandonate, la stessa patrimonio immobiliare che proviene dai fasti del periodo coloniale non hanno le risorse per manutenzionare, voi avete visto gli interni, quelle scale e così via. Quindi c'è una povertà che però non pare miseria, perché c'è ancora il senso della comunità, il vicinato, la solidarietà molto forte. E dunque appare però come un popolo stranamente felice, multirazziale, non ci sono giornali, tu non potresti lavorare, non ci sono libri, cioè libri stampati da poco, ci sono sì nella biblioteca, c'è anche una fotografia della biblioteca dove c'è quella cassa che però c'è scritto sotto CCCP, quella cassa forse che non funziona neanche, sì, no, ma un sistema statale che è di provenienza come stile amministrativo russo. E quindi c'è questa condizione. Io personalmente non vedo, c'è stata un'apertura con Obama, noi siamo andati lì una settimana, 2 settimane dopo l'arrivo di Obama, e poi a novembre è morto Fidel Castro, però oggi tutti quei processi di apertura sono tornati indietro da parte di Trump, anzi sono peggiorati in maniera rilevante, tanto da mettere in crisi nuovamente in maniera sostanziale la qualità della vita e il livello di vita dei cubani, perché Trump ha imposto agli americani il divieto, possono recarsi a Cuba solamente se sono ospiti di amici cubani, non possono spendere più di un certo tanto, devono rendicontare quello che spendono, non possono usare le carte di credito, quindi dai 300 voli al giorno che c'erano negli Stati Uniti sono crollati quasi a zero. E siccome i soldi fondamentali per pagare tutto il pubblico, perché lì tutto il pubblico proviene dagli stranieri, ci vanno 4,6 milioni di turisti l'anno, quindi in prospettiva le condizioni possono peggiorare significativamente. In più a breve ci sarà il congresso del Partito Comunista Cubano ci sarà un passaggio ereditario, perché è una dittatura familiare con passaggi ereditari, per cui andrà il genero di Fidel Castro, i nipoti di Fidel Castro, che detengono poi le proprietà turistiche più importanti, i fattori produttivi più importanti. Questa è un'analisi economica, politica economica, però io il libro, cioè queste cose poi non le ho espresse nel libro, perché nel libro ho visto delle cose, quello che ho visto ho cercato di fotografare per raccontare una condizione che mi ha toccato molto, che tu mi hai parlato di 2 sogni, sì, dei più giovani, dei sogni
Sì, sì, beh, i giovani vanno al Malecon lì, dove tu hai detto qui, zona Bogani, quella ragazza, lì invece il Malecon che dà verso la Florida, è un lungomare di 7 km bellissimo, e lì vanno e guardano verso la Florida con un'attesa, cercano di guardare oltre. E invece gli anziani che hanno fatto la rivoluzione, ce ne sono ancora, che sono organizzati in club della rivoluzione, come se fossero le sezioni PC una volta, che giocano a dadi e così via, quelli cercano di venderti l'effigie di Che Guevara, perché il peso te lo cercano di vendere molto, ma io li trovo intristiti, embriaco qualche volta, insomma, la dipendenza c'è anche la dipendenza dell'alcol, però il sogno che è nel titolo è il sogno che avevamo noi in gioventù, cioè dove uno dice: ma quando vedi quelle condizioni di vita, io ho pagato 5 cucù per poter entrare a fare delle fotografie di quegli interni. Queste ragazze a cui ho dato questi soldi, che sono 5 euro, erano felici perché probabilmente ci avrebbero campato per una settimana, per 2 settimane, e quindi mi hanno permesso di fotografare l'interno. Voi avete visto l'interno, gli interni. Io non ho mai visto una schiuma di detersivo a Cuba, mai, nulla, non ho mai visto. Cioè ABBA, usano ABBA, sono molto puliti, non è vero. Quindi, cioè, il sogno è che quando io penso, ma noi ci raccontiamo dell'Italia, abbiamo la libertà, abbiamo anche delle garanzie di welfare, cioè sì, qualche problema e così via, ma noi il socialismo l'abbiamo realizzato in Italia già, cioè no, in Europa abbiamo una condizione di qualità della vita che assolutamente è molto ricca. Poi vabbè, ci affanniamo sul reddito, sull'accumulazione talvolta, oppure sui drammi della società, però abbiamo la libertà di organizzarci, di contendere il potere. Lì non ce l'hanno, questo è il problema fondamentale. Ecco perché è insensato